come già accennato prima il dottor Conte, diciamo che il Giappone ha 4.200 caratteri, diciamo così, dei link singoli al codice. Nasce l'idea di un marchio, aggiungi i miei preferiti, che è già operato in ambito nazionale e internazionale, con un prodotto già diciamo, fatto con un social e con una parte di servizi che interessa la promozione turistica sia per i comuni e le amministrazioni, ma anche per le aziende che vogliono sponsorizzare e farsi vedere sulla vetrina mondiale anche con i prodotti. Qui nasce l'idea di far partire questo social network con i servizi associati, perché questo è legato con delle schede per ogni tematica, per ogni comparto, quindi basta creare una nuova scheda e in automatico si avrà un codice associato alla propria scheda. Ogni scheda è comunque possibile averla anche in multilingua, quindi con una versione mobile basta fare clic, se io metto per esempio il comune di Civitella o il comune di Pescara o il comune, che posso dire, più remoto che ci sia, mettere le informazioni e diventa mobile il contenuto con il codice in automatico. Qui anche per le aziende la stessa cosa, con un vestito che si fa fare apposta per l'azienda, perché se lo si fa su un prodotto, in automatico io genererò anche una tracciabilità del prodotto, perché ogni codice ha un numero, quindi dalla pubblicità dell'azienda che si crea questa scheda che in automatico si posiziona entro 48 ore in tutti i motori di ricerca, quindi si chiama posizionamento naturale in SEO. Questa è ancora più simpatica perché caricando delle foto sulla scheda diventano anche queste fruibili all'interno del codice, cioè scaricabili da mobile. Ma la parte più interessante è che per la prima volta, con la prima uscita che abbiamo fatto, abbiamo dato addirittura una prima tesi di laurea, materializzando il catalogo. Che significa? Significa che su ogni scheda abbiamo dato possibilità di caricare PDF, Word e tutti i documenti. Con un semplice clic all'interno della scheda del codice generato, lascio immaginare per un albergo, per un'azienda, avere tutto, diciamo, le caratteristiche in PDF in tutte le lingue. Quindi diciamo questa parte qui è molto interessante per arrivare all'autenticità del prodotto. Sull'autenticità del prodotto, ogni singolo codice generato sulle schede ha una numerazione e questa, diciamo così, oltre alla pubblicità, oltre alla tracciabilità, basta inserirla sul sito del produttore che arriverà un messaggio di conferma di autenticità del prodotto. Quindi abbiamo due parti di codici, se tu non mi mandi l'invio e mi metti 4 numeri di codice, io non ti dico che è originale. Quindi abbiamo creato così un innesto di autenticità del prodotto in sé. Diciamo così, una parte social perché gli utenti hanno la possibilità di anche condividere i posti dove sono andati, un albergo, un posto, e quindi dare anche una valutazione a quel posto. Dall'altra parte l'industria o le industrie che metteranno dei prodotti si faranno conoscere e in più avranno il valore aggiunto che è codice. In più su ogni scheda è prevista già da adesso la vendita diretta online dei propri prodotti, cioè quindi basta scegliere, fare qui, scegliere il prodotto e acquistare online direttamente. Quindi abbiamo creato questo valore aggiunto a queste schede. Diciamo così, l'abbiamo arricchito ancora di più, perché abbiamo creato ancora un altro asse vicino a questo codice, l'abbiamo fatto parlare. Quindi abbiamo creato una soluzione on e offline, con una connessione Bluetooth. È possibile comunque fare con queste schede far parlare il codice. Quindi se messo sotto un monumento si potranno avere informazioni addirittura parlato, ascoltate. Quindi percorsi turistici e tante altre cose. Quindi si parla di wifi, di liberalizzare queste parti wifi, questi codici penso che vagliano a nozze. A me quello che serve è far entrare gente, cioè industrie, aziende. Dove?
sul sito e produrre questo tipo di servizio. Per il social è tutto gratis, per le aziende, essendo beta, essendo che è già attivo, il marchio, come ripeto, è stato l'anno scorso sponsor della di Firenze, quest'anno ha dato la prima tesi di laurea dematerializzando la carta, ha prodotto il primo prodotto alimentare, ha prodotto A soffio nello spazio un altro libro che è stato premiato a Salone del Linguotto di Torino. È un marchio che si è fatto già conoscere dal 2008. Grazie Paolo. Prego. Grazie.